Guardiamo subito il diario di Myrna Doris. Ecco qua il tuo diario. Vero, mio caro album. Questo tempo strabocca di improvvise nuove sensazioni, di sentimenti, di azioni tanto determinanti da non poter più contenerli. Quanti fatti, quante immagini, forti e calde, quanti umori, palpabili nello spessore e nella levigatezza, rubano, affamati lo spazio della mia intimità. Mio papà si chiamava Antonio. A 19 anni, dopo il servizio militare, conobbe mamma. Babbo lavorava alla società telefonica della Sielte. La sua famiglia era umile, non avevano soldi, 10 fratelli, tutti quanti amanti della musica. E il ricordo è ancora vivo, quando ci si riuniva tutti la domenica a una grande festa. Papà amava tantissimo il mare, era un grande pescatore. Pensa che ad ogni festival a cui partecipavo, il titolo della canzone che cantavo lo scriveva a dedica sulla piccola barca e poi usciva di notte a pescare. Era quasi un rito di buon auspicio per me. E questa è la mia mamma, si chiama Marta, è magnifico dire ancora che si chiama Marta, a differenza del babbo, è di famiglia ricca, conobbe babbo a 20 anni, si incontrarono vicino alla chiesa di Sant'Antonio, una zona di Napoli dove viveva la mamma. Si sposarono nel 1934 e il viaggio di nozze lo fecero a Roma. Pensa che per loro fu un grande evento. Il viaggio di nozze durò ben 5 giorni. Poi è nata Maria, poi è nato Giovanni e dopo un po' sono nata io. Eccomi qui. Devi sapere che il mio vero nome è Annunziata. La scelta di questo nome è stato un simpatico errore di nonna e di nonno, perché furono loro a portarmi a battesimo. Mentre mamma era ancora a letto per il dopoparto, i miei nonni mi battezzarono e quindi il prete chiese come mi chiamavo. A Peccerelle, signor, come si chiama? Tu te lo ricordi, diceva la nonna al nonno. Io no. E tu te lo ricordi? Io no. Ah, signor, scusate, ma voi come vi chiamate? E la nonna disse, io mi chiamo Nunziatina. E allora vuol dire che la bimba si chiamerà Nunziatina. Mentre però poi Myrna, che è il mio secondo nome, me l'ha dato il mio maestro di canto Salvatore Mazzocco. Cominciai a cantare a 21 anni, a 22 mi presentai al Provino di Castrocaro, che emozione. Dopo venni presa e mi piazzai al secondo posto insieme a Iva Zanicchi. Preghiera una mamma, cuore spezzato, schiave d'amore, alcuni dei miei successi dei festival della canzone napoletana. Dal 1963 al 1971 e poi Canzonissima e poi feci teatro con la regia di Roberto De Simone in un lavoro bellissimo di Viviani che si chiamava Piedigrotta, poi Pepito Storico in Nino Taranto e tante altre che mi hanno riempito di gioia. Queste 2 righe le dedico alla mia mamma. Troppi dolori, troppe felicità, troppi attimi privati di quella eternità che spetterebbe a loro. Ciò è dannatamente fragile. La noia, il male di vivere, reclamano lo scettro perduto. Non possono permettere all'inebriante di farsi certezza. Niente avrebbe più senso. La vita stessa non potrebbe più vivere. Attimi, istanti che valgono un'eternità. Ma l'eternità non li merita. Mia dolce mamma, altri attimi hanno bisogno di noi. Tieni duro, mamma. Tieni duro ancora per un po', ho bisogno di te. Myrna Doris.